Nelle ultime 24 ore si è consumata una delle pagine più difficili della seconda o terza Repubblica. Abbiamo perso ormai il conto. Mattarella ha respinto le dimissioni di Draghi. Draghi riferirà il tutto al Parlamento mercoledì. Che ne sarà da qui ai prossimi giorni? Chi lo sa. Intanto il governo è nel caos e si rischia di andare subito a elezioni. Valzer dei politici oggi a Screenshot. In collegamento Tatiana Rojc, senatore del PD, e Luca Sut, parlamentare, coordinatore anche regionale del Movimento 5 Stelle. Buonasera a entrambi, li vedo. Buonasera. Buonasera. Ecco, siete in macchina insieme? No, vi vedo tutte e due nella stessa posizione, non so, andate a braccetto. Siamo in macchina, ma non insieme, non stiamo facendo lo stesso viaggio, evidentemente. No. Ah, ok, bene. No, perché ho già cominciato a pensare che magari tra il PD e 5 Stelle avete posizioni divergenti e magari adesso vi separate dopo questa belle avventure, insomma, nell'ultimo anno e mezzo, due. Magari, che ne so, chi lo sa, cosa accadrà? Senti... Stiamo a vedere. Ah, stiamo a vedere. Allora, mi dica lei, Sut, prima di tutto, stiamo a vedere cosa accadrà da qui ai prossimi giorni. No. Non lo so, noi ne stiamo sicuramente discutendo, ma se mi lascia un attimo, vorrei un attimo riassumere anche quello che è successo, ecco, anche per spiegare. Dica ai telespettatori perché vi siete impuntati. Allora, partiamo dal Consiglio dei Ministri, dove c'è stata l'approvazione del cosiddetto decreto aiuti, dove è stata inserita una norma che di aiuti a famiglie e imprese non c'entra ben poco, cioè quella che dà i poteri speciali al sindaco di Roma e gli consente di fatto di realizzare un inceneritore. Nulla in contrario contro i poteri speciali al sindaco, anzi l'avremmo voluto dare a suo tempo alla sindaca Raggi, ma non è stato possibile farlo. Siamo contrari però al tema dell'inceneritore. Perché siamo contrari? Perché se abbiamo accettato di entrare in questo governo di larghe intese era quella per la creazione del Ministero per la Transizione Ecologica e di portare avanti i temi della transizione ecologica. Chiaramente un inceneritore ha poco a che vedere con la transizione ecologica. Infatti i nostri ministri in Consiglio dei Ministri non hanno partecipato al voto. Abbiamo cercato nella fase di conversione del decreto alla Camera in Commissione Bilancio e Finanze di modificare quella norma, non c'è stato possibile. Abbiamo presentato anche contro il parere contrario del governo una modifica che di fatto va a rispettare quello che dice il piano regionale del Lazio sui rifiuti, piano regionale realizzato dal presidente di regione del PD, e adesso si dà il compito al sindaco del PD sempre di non rispettarlo. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo criticato questa norma. Alla fiducia su questo decreto, fiducia al governo, abbiamo partecipato alla votazione, abbiamo votato alla Camera, però come atto dimostrativo, così se lo possiamo dire, siccome ci trovava contrari sia su questa cosa che anche tutto il tema del superbonus, che abbiamo sempre detto non risolve la norma che è stata inserita, abbiamo cercato in tutti i modi di far capire al governo che andava inserita una norma che andava a risolvere di fatto i problemi che il governo stesso ha creato con i continui modifiche sulle cessioni del credito, e a quel punto non abbiamo partecipato al voto sul voto finale del decreto. Quindi alla Camera abbiamo votato la fiducia, non abbiamo votato il decreto, che pur essendo che non siamo determinanti nel passaggio, appunto nella maggioranza per il passaggio del decreto, ci siamo astenuti. Chiaramente se fossimo stati determinanti, chiaramente un decreto che cuba 20 miliardi di aiuti per famiglie e imprese, chiaramente non ci saremmo comportati così, però era giusto dare la nostra visione, insomma, sotto questo punto di vista. Al Senato purtroppo il regolamento non prevede il doppio voto come alla Camera, quindi il voto di fiducia combacia con quello sul voto sul decreto. A quel punto non abbiamo partecipato al voto al Senato, spiegando che non era una non partecipazione alla fiducia, ma una non partecipazione come alla Camera sul voto del decreto. Chiaramente, ripeto, la maggioranza per passare sia il Senato che la Camera ci sono anche senza i nostri voti, e questo è stato chiaramente, non vogliamo creare questi problemi per dei capricci del movimento, ma per dei norme per i cittadini che non rispettano però i nostri principi, e questo è stato fatto. Chiaramente Draghi si è comportato in questo modo, capiremo anche quello che ci dirà alla Camera e al Senato
la prossima settimana e chiaramente ne discuteremo all'interno del nostro Consiglio nazionale e nelle riunioni, già ne abbiamo una domani, del gruppo Camera. Quindi non è detto insomma che voi possiate fare una retromarcia a seconda di quello che dirà all'interno del Parlamento, da quello che riesco a capire. Così riesco a capire che sì, l'inceneritore da cui lei è partito come discorso, questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, però c'erano altre motivazioni dietro, tra cui la questione del super bonus. Ho fatto il riassunto, credo velocemente. La legge di cittadinanza di varie norme. Certo, varie norme. Sì, ho tirato fuori solo il super bonus alla fine, insomma, ecco. Siamo stufi di ricevere pesci in faccia, sappiamo benissimo che in un governo di grande intesa ognuno deve rinunciare a qualcosa, però ultimamente gli attacchi vengono fatti solamente contro il Movimento 5 Stelle e sembra che siamo gli unici che dobbiamo rinunciare a qualcosa. Certo. E per questo ci siamo comportati in questo modo. Roic, lei è un'alleata del 5 Stelle, no? Sia in Parlamento sia a livello locale. Ha ricevuto solo pesci in faccia fino adesso il 5 Stelle, non merita questo da parte di Draghi? Cosa ne pensa? Non credo proprio questo. Guardi, allora, io rispetto la posizione di tutti, è più che legittima, però dire in questo momento che l'inceneritore fa saltare un accordo di un governo di larghe intese in un momento così drammatico che stiamo vivendo, lo trovo altamente irresponsabile. Scusate, io credo che fare implodere, vertere tutto quanto la questione sull'implosione, di questo si è trattato, anche della scissione all'interno del 5 Stelle e non tener conto di quello che succede ai cittadini vuol dire non tener conto davvero del mandato che si è avuto, che se ne dica. Abbiamo tutti sostenuto il reddito di cittadinanza, abbiamo capito le ragioni, io no perché ho votato contro e ho votato contro in maniera, ho firmato anche il referendum contro il taglio dei parlamentari perché secondo me quello non era un modo per risparmiare ma era un modo per diminuire la rappresentanza democratica. Bene, si è fatto tutto questo, non diciamoci le cose che non stanno né in cielo né in terra. No, dobbiamo considerare dove sta andando il nostro paese, in un'Europa che è in guerra, che non l'ha voluta l'Europa, l'ha subita, perché l'Ucraina ha subito un'invasione e tutti noi eravamo chiamati a rispondere. Questa è la prima cosa. In un momento pandemico di grandissima delicatezza, perché oltre ai 160.000 morti già accertati, ce ne sono altri che se ne aggiungono ogni giorno, nella prospettiva di un autunno che sarà difficilissimo per le famiglie, per tutti i cittadini, per le imprese, piccole e medie soprattutto, in una visione di crisi internazionale, noi giochiamo a far cadere un governo come quello di Draghi. Draghi ha fatto bene, secondo me, a mettere i puntini sulle i. Io sono molto preoccupata per dove stiamo andando, sono molto preoccupata non per me, ma cosa sarà dei cittadini. Noi stiamo giocando un gioco molto pericoloso. Lei si sente molto distante in questo momento? Vogliamo andare alle elezioni? Andiamo alle elezioni, va bene. Non è questo il punto. Se andiamo alle elezioni sappiamo benissimo che è come consegnare in questo momento il paese alle destre, ma non consegnarlo così, consegnarlo come un pacco regalo. Allora, se questo è il progetto va benissimo. Chi lo vuole se lo tenga. Io francamente dico che sarebbe stato molto più opportuno portare il decreto aiuti, che è un decreto importantissimo per i singoli cittadini, per le piccole e medie imprese, per le famiglie, non per la politica o per i giochi politici che si possono fare, avere, eccetera. Credo che questo sia stato un punto e ho paura che sia un punto di non ritorno. Lei si sente molto distante dai 5 Stelle in questo momento, i numeri ci sono, no? però, voglio dire. Lei si sente molto distante dai 5 Stelle in questo momento. Non li giustifica? Beh sì, non li capisco, francamente, non li capisco e mi dispiace molto perché credo che la maturità
di avere un governo di larghe intese in un momento difficile per il Paese, per l'Europa, per il mondo, era una scelta matura, una scelta di grande responsabilità. Mi sa che questa responsabilità da parte di certe forze è venuta meno e mi dispiace dirlo Allora, molto. chiedo agli ospiti di stare ancora in collegamento. Mandiamo un servizio sulle categorie economiche. Ha parlato il Presidente di Confartigianato, che in questi giorni è sempre stato molto d'accordo sulla questione dei prorogati del superbonus, per oggi ce l'ha proprio con una parte politica. Sentiamo Tilatti. Presidente Tilatti, cosa si rischia con la crisi di governo per le imprese? Credo che l'atteggiamento delle forze politiche, in particolare di una forza politica, sia inaccettabile. Bene ha fatto il Presidente della Repubblica a rinviare il governo alle Camere e credo che in un momento in cui guerra, pandemia e le famiglie e le aziende allo stremo non avevamo bisogno di questi bizantini giochi politici. E adesso diventa un problema anche per il superbonus, per tutte le costruzioni, per tutte le cose che bisognava portare avanti. Credo che in questo momento così delicato per l'evolversi anche della situazione economica non era proprio necessaria questa crisi, c'era la necessità di fare ulteriori aiuti per quanto riguarda i costi energetici, per il super bonus, delle interpretazioni, per ridare un po' di speranza alle famiglie e all'economia di questo Paese. Io confido nel buon senso di tutti e che recuperino il senso della salvaguardia dell'economia e dello Stato. Sutta, un messaggio a voi, il responsabile, quando parla. Vorrei ricordare che però gliel'ho detto, ne abbiamo discusso anche privatamente col Presidente Tilatti più volte sul superbonus, ma vorrei ricordargli e anche ai telespettatori che la prima persona che non vuole la proroga del superbonus è proprio Mario Draghi. Se quindi abbiamo avuto questo braccio di ferro, e ripeto, non è solo la questione dell'inceneritore, è partito tutto da lì, ma ci sono tanti temi, tra cui quelli del superbonus. Il primis a non volere la proroga è proprio Mario Draghi, e quindi se stiamo facendo questa battaglia è proprio per quello, ma non perché il superbonus è una misura del Movimento 5 Stelle, ma perché qui con la questione delle cessioni bloccate, ripeto, per norme volute dal governo, in particolare da Draghi e dal ministro Franco, rischiano di fallire 30.000 imprese in Italia, rischiano moltissimi cittadini ad avere case inagibili perché i lavori non sono finiti. Quindi abbiamo voluto battere i pugni proprio per questo motivo, non per ripeto, per capricci del movimento, ma perché ce lo chiedono i cittadini. Anche il tema dell'energia è da mesi che chiediamo. Abbiamo cominciato noi del Movimento 5 Stelle a novembre dell'anno scorso a cominciare a parlare di pandemia energetica e abbiamo detto che dobbiamo cercare di controllare e mettere un tetto sul gas. Solamente da poco Draghi è andato in Europa a discuterne, perché chiaramente è una cosa che va fatta a livello europeo. Ci dimostri Draghi, anche sulla base di 9 punti che il nostro Presidente Conte gli ha portato, ci dimostri che si vuole cambiare rotta di questo governo, e ripeto, non per capriccio del movimento, ma perché sono misure che servono al Paese, servono ai cittadini, servono alle imprese. Va bene, allora io vi lascio, cari ospiti, grazie per essere intervenuti nella nostra trasmissione, abbiamo capito un po' il concetto, non so se vuole aggiungere qualcosa a Roic, 30 secondi. Sì, volevo aggiungere che io capisco tutto, però insomma cercare scuse per incolpare Mario Draghi per questa crisi mi sembra non sono scuse, veramente sono dati di fatto. inopportuno. Grazie comunque per questa chiacchierata, continuiamo il viaggio, ognuno nella sua macchina evidentemente. Con la sua macchina sì, ma ognuno anche per il suo viaggio, 5 Stelle e PD a questo punto? Beh, vediamo. Bene, allora, pubblicità. Grazie. Buona serata. Shot, governo nel caos, addio Draghi, chi lo sa, vedremo mercoledì cosa riferirà in Parlamento. Allora, solita girandola di politici, abbiamo sentito Tatiana Roic e Luca Sut, siamo in attesa di collegarci, avere un audio perfetto, un video perfetto con il deputato di Forza Italia Roberto Novelli. Nel frattempo, continuiamo anche la girandola del mondo delle categorie economiche, abbiamo sentito Tilatti, sentiamo Anna Maria Mareschi, sulla situazione appunto, come la vive la Confindustria, questo
questo governo che rischia di cadere. Sentiamo. Questa politica negli ultimi anni non sta dimostrando la coerenza, il rigore e il rispetto per la nostra Italia che invece il nostro capo di governo e il nostro capo di Stato stanno dimostrando. Ci vorrebbe la stessa unità di misura in questi casi. Di Draghi e di Mattarella noi stiamo estremamente orgogliosi. L'auspicio però è che l'intera classe politica inizi a pensare veramente a quello che è l'interesse del nostro paese, della nostra Italia, che lasci da parte tutto ciò che in questo momento non è priorità discutere. Siamo tutti consapevoli dell'importanza dell'opposizione all'interno di un governo o comunque del pretendere che vengano portate a termine le promesse fatte. Ma in questo momento abbiamo delle sfide davanti che sono già state incanalate secondo un determinato percorso, che non possono fermarsi davanti a delle stupidaggini o davanti a dei personaggi che ritengono più importante puntualizzare che arrivare all'obiettivo finale. Allora, una richiesta di responsabilità da parte della politica fatta da Mareschi Danieli, Confindustria. Allora, dovremmo avere in collegamento Roberto Novelli e lo vediamo, anche lui in macchina forse, come gli altri due ospiti. Non so se ha fatto sì, con gli altri, ha fatto gruppetto. in macchina e in sosta. Anche gli altri due, anche Roic e Sutter erano in macchina, non è con loro, no? Neanche lei. No, no, assolutamente. Assolutamente, ma lei viaggia da un'altra parte politica, quindi non viaggerebbe mai con loro, se non magari in Parlamento. Fino adesso sì. Perché cosa si fa? Cosa si fa, Novelli? Si va a elezioni anticipate? Vorreste questo voi? Guardi, io credo che Mareschi Daniele abbia detto qualcosa di importante. Siamo in una situazione che non serve riassumere nuovamente, in cui il Paese avrebbe bisogno di stabilità e soprattutto avrebbe bisogno anche di proseguire con le riforme che, ricordo, anche se è una notizia nota a tutti, sono necessarie anche per riuscire ad incamerare quei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che hanno bisogno appunto di tutta una serie di percorsi normativi e legislativi che, senza i quali purtroppo rimarrebbe tutto sulla carta. Allora, quello che sta succedendo in questi giorni è inspiegabile. Abbiamo una crisi di governo che solamente gli ideologizzati possono riuscire a giustificare. Per il resto non c'è una spiegazione logica che tenga. Il sociologo De Masi, ieri, se non erro, in una trasmissione televisiva, ha detto sostanzialmente la verità. Ha detto che i 5 Stelle sono in una situazione difficile, hanno bisogno di tornare ad essere i 5 Stelle di un tempo per riacquisire un po' di appeal. Insomma, per tornare ad avere appeal verso il proprio elettorato, e quindi insomma non gli rimane altro che fare quello che stanno facendo. Perché diciamocelo Novelli, che all'opposizione, come accade adesso a Fratelli d'Italia, è molto più facile che crescano i consensi, perché è più facile dire di no alla fine piuttosto che dire di sì. Giusto? Lei che è un politico di vecchio rango. Ma guardi, io così semplicemente ritengo una cosa: non ce l'ha prescritto il medico di fare un governo di unità nazionale. Quando si è deciso, quando le forze politiche hanno deciso di stare assieme per fare un governo di unità nazionale, era per cercare di risolvere dei problemi che erano legati principalmente alla pandemia. È una situazione socio-economica già difficile. Bene, in questo momento la situazione è ancora più difficile e qui credo che una crisi di governo in questo momento possa essere utile a nessuno. Anzi, secondo il mio punto di vista, ma non solo il mio punto di vista, è anche poco compresa dai cittadini. Ok, allora vedo un momento degli scatti nell'immagine. Novelli, vediamo se riusciamo a ripristinare un momento il collegamento, magari posizionandoci meglio, problemi tecnologici che ovviamente avvengono quando si è a distanza.
E andrei a vedere la posizione anche, cosa si rischia come investitori in questo momento? Abbiamo chiesto al consulente finanziario per Fineco Bank Mario Fumei, quindi chiedo di mandare in onda questo servizio. Beh, la situazione è grave e pericolosa. Ricordo che il termovalorizzatore di Roma è previsto all'interno del PNRR ed evidentemente se non viene costruito non vengono finanziati gli altri progetti, questo a buon intenditor. Per quanto riguarda il mercato evidentemente che subirà di più sarà quello dei BTP e quindi con lo spread a livelli molto elevati, se Draghi non riprenderà le redini del governo, ma quello che è più importante è che forse non potremo usufruire del piano che la BCE stava mettendo in piedi per aiutare i paesi deboli dal punto di vista del debito, di cui l'Italia è sicuramente il rappresentante primario, per aiutarli in questa fase di aumento dei tassi di interesse. Ecco, questa è la conseguenza di questa dissennata e irresponsabile situazione. Abbiamo sentito cosa si rischia, insomma non è un bel quadro economico quello che ci prospettano tra le categorie anche consulenti finanziari. Novelli, vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento, lo vedo, eccolo. Novelli, Draghi è il garante in questo momento dell'Italia e deve continuarlo a essere? Ma credo che qualunque persona dotata di buon senso capisca che questo governo dovrebbe arrivare alla fine del suo periodo. Perché? Perché solamente con questi mesi davanti e facendo le riforme che servono si può evitare un ulteriore tracollo economico e oserei dire anche socio-economico. Certamente il Premier Draghi ha preso una posizione che è una posizione politica, perché sappiamo che in realtà i voti in Parlamento ci sarebbero per la fiducia. La fiducia in ogni caso da un punto di vista numerico gli verrebbe accordata. Allora, io le farei ascoltare anche una voce di un esponente della giunta regionale che abbiamo intervistato oggi con la nostra Isabella Gregorato, quindi posizioni molto vicine a lei, non gli voglio dare un assist ovviamente, però dopo torniamo di nuovo in collegamento con Novelli. Allora, il servizio è con l'assessora cultura Gibelli, che oggi proprio si è sfogata a margine della presentazione della stagione teatrale del Giovanni da Udine. Sentiamo. Noi dico abbiamo perché è ancora in carica fino a mercoledì, un Presidente del Consiglio dei Ministri che è in questo momento la più autorevole figura in Europa. Quindi, ma non l'italiano in Europa, tra tutti i leader europei, tra tutti i capi di governo europei, è il più autorevole e lo sta dimostrando. Che ci si debba giocare questa figura per l'insipienza e l'oscurantismo ideologico becero di chi non vuole un termovalorizzatore e continua apposta a chiamarlo inceneritore per fuorviare la gente, è veramente grottesco. Io mi sento molto in imbarazzo come cittadina italiana, sono imbarazzata oltre che dispiaciuta per questa situazione, della quale però ci sono dei correi, perché chi adesso cerca di dire che è colpa di Draghi che se ne vuole andare, no, è colpa della scemenza che ha portato a questa situazione, è colpa della connivenza che non ha cercato di fermarla prima o comunque oggi non la disconosce. Questa è l'opinione di Tiziana Gibelli. Novelli, che fa anche rima, Novelli, prima ho sentito Roic che diceva a Sut, lo rimproverava, che lo sappia insomma, perché lei non era collegato prima, ha detto che era molto arrabbiato col 5 Stelle, che era un atteggiamento da non tenere questo assolutamente, sembrava una rottura tra due alleati, quindi a questo punto, e ha detto Roic, rischiamo di consegnare al centrodestra il paese. E a questo punto è un assist per voi, per riformare quel centrodestra, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Avete il pallino dalla vostra parte, no?
Oppure c'è un grande centro che si sta pensando di fare, con Draghi magari a capo di tutto? Guardi, facciamo la fotografia del momento. La fotografia del momento è che se dovessimo malauguratamente, dal mio punto di vista, andare ad elezioni, il centrodestra probabilmente potrebbe vincere queste elezioni. Però quello che continuiamo a dimenticare, o almeno alcuni dimenticano, è che noi in questo momento abbiamo bisogno di continuità nell'azione di governo. Abbiamo bisogno di avere autorevolezza che attraverso l'Europa e attraverso le riforme ci dovrebbero arrivare, uso condizionale, i fondi che sono necessari per cercare di risalire la china che questo Paese purtroppo insieme a tutta Europa ha incominciato a percorrere. Quindi qui è un tema di responsabilità. Qui poco importa pensare se le elezioni le vinciamo fra un mese, fra un giorno, fra una settimana o fra 6 mesi. Qui il problema è che questi mesi sono necessari per farci uscire da una situazione che è diventata difficilissima. Non vorrei anche dimenticare che tra le varie ed eventuali c'è anche una legge di bilancio che dovrebbe essere fatta. Allora io non lo so in che condizioni potremo arrivare a fare una legge di bilancio con le elezioni che sono sostanzialmente a ridosso di un periodo che è contenuto per forza di cose, perché entro fine anno la legge di bilancio deve essere fatta e i soldi per la legge di bilancio servono per questo Paese. Ma insomma, accidenti, ci siamo infilati in una situazione che è difficilissima, in una condizione già particolarmente difficile, grazie alla dabbenaggine di qualcuno che sta ragionando semplicemente per cercare di riottenere qualche voto in più, e non credo che lo otterrà, perché le notizie di questi momenti sono delle agenzie di stampa che dicono che i ministri, nel caso ci fosse la fiducia al governo Draghi, nel caso si votasse la fiducia al governo Draghi, i ministri del 5 Stelle voterebbero la fiducia. E inoltre sembra che ci siano altri deputati del 5 Stelle che sono in procinto di abbandonare i 5 Stelle. Insomma, i 5 Stelle sostanzialmente non esisterebbero più fra poco. Vedremo cosa accadrà nel prossimo ore, lo seguiremo anche noi nei nostri notiziari. Grazie Novelli per il suo intervento. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie mille, continui il suo viaggio come gli altri due protagonisti della nostra puntata. Grazie a tutti, torna a Screenshot la prossima settimana sempre 19:45 a partire da mercoledì. Arrivederci.